Eccoci qua che ci siamo. Beh, che ci siamo. Vai che siamo in live, vai che siamo in live. Siamo ancora a zero. Dai ragazzi, aspetto i comendiani per spaccare tutto con il Leeds United. Oh, eccoci qua. Beh che ci siamo. Vediamo un po' chi è arrivato nella live comendiana a dominare la scena. Saluto tutti ragazzi, ancora non so chi c'è in questa live, perché è così che si chiama ragazzi, una live, tipica live comendiana. Ancora non è presente. Speriamo di averla il prima possibile, cioè, non c'è verso di far andare sta roba subito al primo colpo. Non c'è proprio verso. Saluto tutti. Ci siamo in 3 per adesso. È da ridere, se non va neanche il telefono è da ridere. Madonna, cioè, ma perché sti vaneggi? Tutti questi epic vaneggi comendiani. Dai che vorrei cominciare presto, cazzo. Oggi è tornato il caldo, porca miseria. Parapappero, parapappero. Siamo già in 7, molto bene, io sono già pronto a non capire chi c'è. Che bello. Sono quelle cose della vita che mi esaltano queste. Poi come sempre purtroppo io non lo so, non riesco a essere collegato subito. Bene, guarda che voi ci siete, su con calma, arrivo anch'io, un po' di calma. Chi va piano va sano e va lontano. È tutto abbastanza ufficiale. Perché non ci sei come? Perché non ci sei? Il commendone veneziano, ancora non vedo il video, Se non lo vedo neanche al telefono, sono dolori. Ma perché adesso? Ma io non ho mai avuto problemi con queste robe qua. Non ho mai avuto nessun tipo di problema. Ragazzi, voi mandatemi il link sul coso, sul mio profilo, quello personale, per piacere. Ma che 2 maroni, oh, madonna. Non ne posso più. Non ne posso più, non ne posso. Intanto io vi intrattengo con i miei... È già iniziata la live. Intrattengo con le mie meravigliose. Eccolo qua, Bar subito. Bravo Mark Barrett, io lavo Barrett ufficiale. Eccola qua, buon perfetto. Chat dal vivo, eccoli qua. Allora, salutiamo tutti. Ciao Marco, Avo, ciao Marx.
Grazie Alberto, anche tu mi hai dato il link. Ciao Pippo, ciao Quattrocchi, ciao Gigi, ciao Paul Heyman, ciao Fabio, ciao Italian Games, ciao Daniele, ciao Damn Style e ok, salutati tutti. Perfetto. Beh, insomma ragazzi, quello che mi è successo oggi fa troppo ridere. Fa troppo ridere perché sono in autobus e due mi riconoscono, però io ero imbarazzato, loro non avevano capito se ero io al 100%, stavo guardando sul telefono se ero io dalle foto, e niente, poi sono sceso dal pullman, è stato veramente un epic fail assoluto, fioi. Epic fail assoluto, nell'inglese perfetto del Cuba, anzi, nel mio è un inglese di Leeds proprio, è il tipico inglese di Leeds. Ciao Yuri Turrini. Ormai il Cume è un Vips. Ho già fatto un po' di spesa, ho preso un po' di vestiti perché poi ho matrimonio a settembre. Poi mi è arrivata anche la sorpresa di un orologio nuovo. Sapete che faccio la collezione, quindi proprio un si gode. Comunque, ragazzi, domani ci sarà un video di MotoGP alquanto preoccupante. Quindi avrò bisogno di tanto supporto. Non c'entrano niente le performance. C'entra la sfiga cumendiana. Non voglio anticipare niente, si può risolvere tutto. Però ho bisogno di voi perché ho bestemmiato in serbo aramaico. Sì, io ti vedo Grazie Daniele, però se ti chiamavi Daniele era un po' meglio, insomma. No, no, si sono state le ragazzine, ma no, no. Io non... alle ragazzine piacciono altri tipi di maschi. Io sono... alle ragazzette è un altro discorso. Che pirla che so. Come orologi no, beh, ancora no, l'oro lo ne ho uno, però ancora no, insomma, ancora presto per quelli d'oro. È una rovesciata, speriamo di fare la rovesciata tattica. Voi ragazzi, se volete avvertire che c'è il live, avvertite tutti, soprattutto donne però, Cioè, fioi morose, non avete morose da portare, così richiamo questa live. No, no, purtroppo no. Oh, Damn Style sta combinando qualcosa con il video che deve fare, grande Damn Style, veramente sta diventando uno zoccolo no duro di più. Anche se siete tutti zoccoloni, in tutti i sensi, perché mi supportate sempre, veramente siete magici. Siete voi YouTube, c'è poco da fare. Chi ti segue così, veramente con la passione, che mi fa capire che, tra virgolette, mi vuole bene, nel senso, cioè, è proprio un rapporto importante, la cosa più bella, secondo me. Basta bastoni, bravo Yuri. Più patata, meno carote, e si gode. E si gode. Vabbè, allora, cosa devo fare adesso? Ok, intanto io cipolo un attimo con il tablet. E adesso cominciamo, appena siamo in 20, sapete 20 è la tappa cumendiana per cominciare. Io provo a avvertire. Aspetta. Che bello fare le cose in diretta, solo io posso fare le cagate in diretta, cioè veramente. Parapero. Scusate, sto scrivendo un messaggio. Ta 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 ta. Parapero papà. Adesso vi rispondo, ragazzi, un attimo. Buono. Messaggio tattico, così siamo tranquilli. Oh, lei come lei, ciao Alex. Siamo a 17, no, si parte almeno a 20 si parte, per il godimento totale, se no non c'è il godimento, non c'è poco da fare, noi dobbiamo godere, prima di giocare bisogna godere. Queste sono le massime cumendiane che voglio portare in questo mio canale meraviglioso. Ok. Ciao Denigmatte. Quest'anno andare in finale San Siro? Beh, anche no, contando che il Milan non c'è, non ho voglia di soffrire, non ho voglia. Ciao Samuele Riva. Dai che siamo pronti per spaccare il culo allo Sheffield Wednesday, mamma mia, se non battiamo Sheffield Wednesday posso anche ritirarmi, però. Ciao Antonio, sì, vabbè. Carannate, antesefio, no, scusate, sono stanco, ho appena finito di correre, ho mangiato al volo, proprio per essere il più possibile in orario, sono morto, quindi se sbaglio a leggere chiedo perdono. Il Cume oggi spacca i culi, speriamo, speriamo Marco.
Dai, dobbiamo arrivare a 20 qua, sti live. D'estate è anche più dura, però, perché la gente è fuori a dominare, c'è poco da fare. La gente è fuori a dominare. Devi cambiare il titolo. Cosa devo mettere? Ah, Leeds 1, vabbè, dopo lo cambio. Adesso non posso, lo cambio dopo. Ciao Marco Oz, ciao Mirko. Comunque Fiore, io posso dire solo una cosa sulla Play 4 e su MotoGP, su quello che è successo. Errore C30 barra qualcosa, ecco, vi ho già spoilerato tanto, Fiori. Ripeto, posso sistemare perché per fortuna ho ancora un po' di inventiva, però è da bestemmie. Chi vincerà la Premier? Io, anche se non ci sono. Sei venuto a correre su per San Luca a Bologna? No, no, quattro occhi. Dai, vogliamo i 20 cumendiani, bisogna partire. Come per te mi salta la trombata di lunedì. Vedi, è qua l'errore. Tu devi guardare il video intanto sotto la scrivania, avere qualcosa. È là l'errore, Alex. È là l'errore. Parla del cume. Pappero. Nella realtà chi vince? Ora spero che possa vincere. Ma è dura perché sinceramente Mourinho mi ha rotto il cazzo. L'Arsenal mi è sempre stato sulle palle perché Wenger lo odio, grissino di merda. A questo punto spero o lo United o il City, sono le due squadre di Manchester comunque. Buonasera Valerio. Sì, ho visto Arsenal Chelsea. Ciao Vincenzo. Dai, altri due cumendiani e si parte. Sheffield Wednesday Leeds. Insomma così, abbiamo un po' spoilerato il problema di MotoGP, ripeto, speriamo di avere il vostro supporto perché mi sono incazzato tanto. Alessandro Giuliani, ciao Alessandro Giuliani. Che ne pensi di Shevchenko? Beh, cosa ne penso? Che io non sono cristiano, ma sono shevchenkiano, è la mia unica religione. No, basta per dire, sono cristiano, però Sheva è più che un idolo, cioè è proprio una ragione di esistenza proprio. Niente, non vogliamo arrivare alla quota V, basta vederla un secondo, dai, cazzo, chiamate le mamme, gli zii, i nonni. Ciao Vittorio Cavazzi. Si parte col triplone, speriamo. Cos'è il problema di MotoGP? Ve l'ho detto, un errore 30, 50, 27 della Play 4. Siamo a perdere, va. Ma ciao Matteo Bellinzona, ciao Lorenzo Pigazzini. E il Piga, c'è anche il Piga, ragazzi. C'è il Piga e il Belli. Dai, che voglio partire. Cosa ne penso di acquisti del Milan? Bene, ma con Ibra, Witzel e Romagnoli ancora meglio. Il prossimo acquisto del Milan, io spero Romagnoli, Ibra e alla fine Witzel con i suoi capelli meravigliosi. Il come cercherà il portiere con i suoi capelli. Mamma mia, siamo in pochetti siamo. Chi vincerà la medaglia F1 quest'anno ho paura a Gigione, anche se io spero Rosbiff perché io sono un tifoso di Rosbiff. Ciao Michael Cricket. Vabbè, partiamo, mi sono rotto il cazzo, cioè è abbastanza ufficiale la cosa, adesso arriviamo almeno a 18 perché partire con i certi sul cazzo. Mihajlovic è il coach giusto per il Milan? Non lo so, questo non lo so, sicuramente a Grinta, però io avrei voluto non lo so, io sono ancora fermo alle vecchie glorie, ai Lippi, ai Cappello, agli Ancelotti, per me sono quelli grandi allenatori italiani. E all'estero sicuramente, ecco, Klopp non mi sarebbe dispiaciuto, però sicuramente era comunque una scommessa. Non lo so, l'importante è avere i giocatori dopo allenatore, insomma, è il 20%. Sentenza allo Sheffield, speriamo. Dai, basta un altro in più, adesso siamo bloccati a 17, ma madonna. Ah, Dio, tanto va bene, tanto. Vediamo un po' lo schema di gioco. Vediamo come giocano Stifi della Mignotta. Se noi giochiamo con il classico 4-4-2 capelliano proprio. Non uso note su F1 perché vado ancora peggio purtroppo. Allora, qua vediamo come siamo messi. 74 Antenucci, 72 Veneziano. Abbiamo una squadra. Abbiamo una difesa a destra, un difensore centrale a destra. E Belushi veramente sono due merde di proporzioni bibliche.
E niente, siamo comunque non da promozione, questo lo dobbiamo dire onestamente, non siamo da promozione. Il più forte che abbiamo in squadra è Taylor, Slot e Veneziano, chiaramente. No, Menez deve andare via per quanto mi riguarda, mi ha rotto il cazzo. Ciao Hurricane. Dai cazzo, arriviamo a 18, madonna, mi dà proprio fastidio 17, non sopporto. O si è incriccato il numero. In panchina che abbiamo? Brian, madonna, che squadra de merda. Ingoi in difesa scandaloso, sì, concordo. Ciao, generoso Santorelli. Se non c'è la promozione rimango, penso di sì, sì, voglio fare le cose fatte bene. Filippo Melo, cioè, cos'è il Filippo Melo taroccato? Ok, siamo in 18. Yes, vai che andiamo. Come chi vincerà la Champions? Una squadra che inizia per Y. Vai. Tensione altissima, ragazzi, contro la Sheffield Wednesday. Veneziano ha promesso 12.000 gol. Vai. No, cazzo, non abbiamo però il logo della Serie A. Ah, scusate, perché sto giocando anche col Palermo, chiaramente, che non ho fatto, sono dimenticato di switchare. Scusate, vabbè, siamo su Sky Sport. Sky Sport ha preso i diritti per tutta la Premier. Vai. Veneziano vuole sentenziare, Veneziano vuole sentenziare. Però sono già in fuorigioco, altro che sentenziare. Siamo in 20 adesso che sono partiti. Vaffanculo. Veneziano vuole sentenziare. Da come inizio stagione che ho fatto cose turche, col primo gol poi una roba devastante. Veneziano con la maglia bianca risalta la sua perfezione fatta a merda. Vai, fie. Scusate, sono un po' pazzo. Oggi mi ha destabilizzato l'autobus, mi ha destabilizzato. Occhio. Very good. Dai, però rubiamo palla, subito attaccare, subito gol dobbiamo fare. Attenzione, Buxton. Lo Sheffield Wednesday è una squadra che gioca bene. Non gioca bene il Saturday e Sunday, quindi va bene, dai fine. Dopo questa battuta ignobile possiamo anche andare. Il Cume, eccolo qua, il Cume, il biondone, nato in una curiosa giornata d'inverno. Veneziano, niente da fare. Forza Cume, sì. Sky ha pagato il Cume per fare pubblicità e magari, cazzo. Ciao Italian Games, non mi ricordo se ti ho salutato ma ti risaluto. Si inizia la pareggita, giuro che bestemmio in olandese barra uruguaiano. Che bisogna pressare, io capisco che pressare non fa parte del vostro gergo, però porca puttana, pressiamoli sti stronzi. Pressiamoli un attimo, grazie, ok. Cerchiamo di non perderla, ora si giochetti lizniani proprio. Ma cos'è sta roba? Veneziano, bellissimo, passaggio finalmente un buon passaggio, dopo Veneziano sbaglia tutto ma grande sponda che non va. Sembra già finito il Magic Moment. No, dai, non voglio la pareggita per piacere, no, la pareggita no, la pareggita no. Vai, bellissimo lancio per il Cume, ma è ancora lento, ragazzi, è ancora lento, è ancora lento. Dai, pressiamoli, pressiamoli. Non possiamo permetterci di non vincere con lo Sheffield Wednesday, però, Come conosci Ariana Grande? No, cioè, l'ho sentita ma non la conosco purtroppo di persona, non ho mai avuto il piacere. Sono un po' concentrato perché non voglio pareggiarne un'altra con tutta onestà. Bel lancio, questo è il tipico lancio per il Cume, ma il portiere esce molto bene, la fa sua. Ciao Giuseppe. Niente, niente, stiamo parlando di una collosità quasi disumana. Dai, dai. Grazie Stigar. Dai Liz, crediamoci che abbiamo dimostrato nelle prime giornate che siamo delle bestie. Finisce un primo tempo veramente beffardo. Sheffield Wednesday 0, Leeds 0. Bello questo, bell'uomo. Come ti voglio progressiva, dai Kume e Sheva, Go Kume go, dai fiori, dai cazzo! Hashtag vogliamo un Kume dominatore.
No, non è fuori. Ah no, ok. Un solo grido si alzerà, il cume qua, il cume là, il cume su, il cume giù. Attenzione, tiro veramente orrendo. Anche le reti della porta dello Sheffield Wednesday sono orrende. Beh, F1 in live, sì, è che non leggo un commento, però quello è il piccolo problema. Cioè, non posso proprio leggere i commenti se gioco a un gioco di guida così. Oh, raga, ma no, stiamo giocando veramente la peggior partita dell'anno. Aia, aia, va, vuoto difensore. E c'è il gol, incredibile. Incredibile. Ciao turisti. Ciao Stefan DJ. Come la Moratti. Hashtag. Niente da fare, niente da fare. Veramente il Magic Moment è durato 3 partite. È durissimo, diventa un mito a livello massimo, è durissimo. Io ci provo che quest'anno, vediamo, io cercherò di fare più stagioni possibili insieme a voi. Non voglio andare via subito dal Leeds, chiaramente ve l'ho detto. Però sarà durissima fare l'obiettivo, cioè di arrivare in Premier e vincere qualcosa. Veneziano. Buono questo. E c'è il gol! Signori, che assist del talentissimo! E Antenucci la mette. E c'è l'1-1. Grande Cume, grande assist. Ciao Regio. Ciao Edo Stella. Dai, adesso andiamo a vincerla. Adesso andiamo a vincerla. Tanto non finiscono 0-0 almeno, già questo è positivo. Però proprio una difesa che sembrava rocciosa nelle prime partite, invece è di cartapesta. Vai Cume, stop, meraviglioso, sontuoso. Sontuoso il Cume. Sontuoso, a dir poco magico. Non perderla, vabbè, nostra, nostra. Quanti anni nel gioco? 18. Che assist, grazie per l'assist ragazzi, grazie, grazie. Il Cume fa quel che vuole in aria. No, devo fare la finta, qua ho sbagliato io, vai, ho sbagliato io. 66esimo. 66esimo, c'è ancora tempo. Basta che l'allenatore non mi leva sempre, cazzo, porca puttana. È geloso, è geloso, è geloso l'allenatore. Ma che cazzo? Beh, non si può sbagliare con le mani così, ma cosa? La mano a banana? Mamma mia, Beppe. Dai, pressiamoli, dai, pressalo. No, attenzione, attenzione, non così. Oh, molto bravo. Che siamo in fuori gioco, aspetta che siamo in fuori gioco. Bello questo passaggio, molto interessante. Il veneziano se ne va, il Cume se ne va, di gran carriera, splendidamente splendido. Il Cume prova un tiro impossibile! Parata di Westwood. Per lo streaming uso coso, X-Split, una roba del genere. 76esimo, i minuti scorrono veloci. Ciao Jesus Christ. La collaborazione con Sutil, vediamo. Intanto ho risentito il grande Edward Van Helgen che vuole riprendere a fare video e penso che faremo una coppia insieme su Formula 1 e su Sim City. Sim City. Niente, arriva un altro pareggio se va bene. Occhio, esci portierone, bravo. Sì, ho delle mod grafiche assolutamente. No, ma il gioco è come quello per la Play 4 praticamente con le mod. Dalla al 5. Vabbè. Nella prima partita. Attenzione, attenzione, non ci credo. Dai, ma che è Paolo Maldini? Ma come cazzo me l'ha presa? Ma porca di quella vacca. Niente, ragazzi, niente. Dobbiamo ancora ingranare. Bisogna ancora ingranare. Occhio. Bravo, bravo, bravo. Ma no così, ma che... Mamma mia, che roba. La difendo meglio io. Ciao Kume, ciao Gianluca, Jerry. Buttala via, buttala via. Attenzione al tiro da fuori. Grandissimo. Grande portierone. Però la partita purtroppo finisce qua. No, ancora non è finita. Stai zitto, Kume, stai zitto. Un pareggio, ennesimo pareggio. Vai. Ciao Michael Lupi.
Il veneziano ne prova la sponda, il veneziano è stanco 1-1, niente. Almeno non sono 0-0, dai, ci vuole un po' di tempo, lo sappiamo che questo gioco è bastardo. Dove la copia Marcolino, Reus, Becumè, dai, insomma, tornerà. Abbiamo 2 vittorie e 6 pareggi, però ancora 0 sconfitte, 9 gol fatti, 6 subiti. E siamo tutti là, con questo campionato è il più bello del mondo, della Serie B, cioè è proprio il più bello perché è stra mega competitivo. Tutte sono sempre classifica molto corta. Come hai visto l'Inter, sì. Fare video con quel tale Ale, sicuramente lo seguo, ecco uno che seguo per esempio, è molto bravo, però di certo la vedo dura che uno youtuber con così tanti iscritti possa voler fare una cosa con me che schino tanti di meno, ecco purtroppo sappiamo che funziona un po' così, è anche giusto, per carità, io non dico niente, quindi la vedo dura, sarebbe bello, mi piacerebbe. Mi ricordo anche, no, Damn Style, però bisogna, cioè, io ragazzi, lo dico io, andate sul canale di Damn Style, merita solo per le sue sponsorizzazioni, veramente. Damn Style, veramente, come te nessuno mai. Ciao Mike e Kai, domani guardare il Milan, sì che me lo guardo, domani me lo sparo il Milan. Vai, per favore, il Reading è squadra sicuramente dura, Reading è squadra molto dura. Ciao Mike, ciao Kai. Come ne pensi delle ragazzette che sono mitiche? Mamma mia, per poco. Devo cominciare a fare i filotti però, molto presto, anche non voglio deludervi stavolta, non vale veramente, ci tengo troppo, Ciao X, già, vabbè, insomma, quello là. Scusate ragazzi, ma devo cercare di... Quanto dura il live? Sicuramente sono le 10, almeno un'altra ora sicuro. E ha fatto un po' tardi, adesso dovrei cominciare alle 8:30 live, che tra la corsa, il lavoro e tutto... Faccio sempre tardi, fioi. Adesso come devo fare sto video maledetto per spiegare il live quando li registro. Cioè quando li faccio, insomma. Bravo veneziano per Antenucci, vai Ante, vai Ante, vai Lante, vai Lante. Bravo Ante, peccato. Mamma mia per poco. Che cazzo è successo? Ti meriti una collaborazione con PewDiePie. Beh, anche con il ragazzo di PewDiePie, non mi dispiace. No, aspetta che se mi sente... me copa, se mi sente memoroso. Come fai meno il Cumenda e fai più il Marchetto. Dai, fa il bravo. Ciao Angelo. Vai, vai che andiamo, vai che andiamo, vai che andiamo. Qua, questo è il gol, me lo sento, questo è il gol, questo è il gol, questo è il gol, questo è il classico hashtag comediano. Attenzione, al volo! Signori, cosa ho fatto? L'ho detto, io sto qui! L'ho detto che segniamo in entrata! Signori, io sono il Cume, io sto qui, voi due cazzo state! Mamma mia che gol! L'ho detto ragazzi, l'ho detto, le tipiche azioni comediane le vedo subito. Mamma mia cosa ho messo. Ciao Stefano Longobardi, mamma mia cosa ho messo. Mamma mia cosa ho messo, mamma mia che ho messo. Mamma mia, guardate qua. Guardate il magnifico assist, l'avevo già vista. Eccolo qua, sì, muovito magari vecchio. Vabbè, vai, sinistro magico. E veneziano, guardate cosa fa il volo! Una cosa senza un senso logique, in vero francese, signori, 1-0. Mamma mia, quest'anno sto veramente. Questa serie mi piace perché sto facendo di quei gol, ragazzi. A parte uno col Bari che ricorderò sempre l'ultimo secondo, l'ho lasciata scorrere, ho fatto un euro gol. Però quest'anno, che gol hai fatto? Grazie Davide. Questo è un gol antologia pura, Silenzio, silenzio gli ultras del Reading alla Star City. Euro gol del Cume. Ciao Andrea Lazza. Signori, il Cume c'è. E adesso vuole anche l'assist. Per poco. Peccatus. Mamma mia, cosa ha messo il Cume? Cosa ha messo il Cume? Qua hai fatto un brutto tunnel, lo stronzone. Come sono capitano? Sono già capitano? Me l'ho messo capitano, non penso. Forse sì, non capisco. Ciao Piro Bomber. È il Piro Bomber. Ah, che spondoni, vari spondoni. Vari spondoni, vari spondoni. Ah, che erroraccio.
È il rolaccio tipico di un Cume gasato dal gol. Ha fatto un Eurogol, veramente. Ma l'ho visto subito, quello è il bello, che sotto Fiese gol, tac, un bomboide, proprio classico bomboide, come si suol dire, in gergo cumendiano. Attenzione, attenzione però che non abbiamo vinto ancora niente, eh. Però è importante che riusciamo a segnare, siamo molto più costanti. Siamo più Maurizio Costanzo, veneziano, se ne va, anche se è alto 2 metri, fa un gran la può fare un passo di merda, però. Però ha fatto una bella cosa, per la sua altezza non è facile fare sti numeri. Il Comendone prova a lanciarlo, benissimo, signori, segnamela, yes! 2-0, il Cume anche uomo assist, gran gol di Brian, signori, Leeds United, assist interplanetario del Cume. Il Cume Venezia, la 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 la, il Cume Vene, la 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 la, il Cume, attenzione il Cume. E il Cume qua fa un passaggio forse un po' troppo ambizioso. Vedi, il Cume quando si sveglia è così. Come ha detto Cristiano Ronaldo, come i gol sono come il ketchup. Quando viene fuori vengono tutti insieme. Non è mai capita quella cazzo di battuta di Ronaldo, però va bene. Ciao, The Must. Sono io qua la stella del Leeds United. Madonna, Leeds, fiori. Se avete Football Manager, cominciate con il Leeds e portatelo su. Ve lo assicuro io, Leeds è una delle squadre più affascinanti della Premier in assoluto. E poi come anche la maglietta, il logo, proprio tutto bello secondo me questa squadra. Come stand? Grande assist Cume, sì. Nella vita reale che preferisco Marquez o Lorenzo? No, io preferisco le ombrelline di Marquez e Lorenzo, se devo essere sincero. No, a parte scherzi, preferisco Marquez, assolutamente, mi piace di più. Anche se però anche Marquez ha dimostrato di non saper tanto perdere. Questo un po' mi dispiace, però per carità tutti, anche Rossi da giovane era già un po' più rompicazzi, nel senso, da giovani i piloti sono un po' meno maturi, quindi ci sta, dai. Attenzione al Cume. Anche Rossi è maturato tanto nel corso degli anni. Se qualcuno fa un errore. Ciao, Mario. E vai, quanto mi gasate, ragazzi, veramente. Williams, attenzione, Cox, di Cox. Bella. Il Cume vuole deliziare la platea, la delizia. E la delizia, signori, mamma mia, il Cume cosa fa? A Pantenucci, però, Pantenucci sta pensando non so a cosa. Very good, no. Dai, siamo in off-seed, Bravissimo Ante. No, perché la molla? Ha fatto una cosa bella col corpo, ma no. Ma no, ma porca troiona. Scusate il termine, figlio. Tutti i francesismi, ma quando si registra è così. Gather. McCleary. Ciao Luca Pagan. Sì, le ragazze sono già in Toplex a far vedere le tettone, fioi. Qui all'Elana Road. Dai però, su, pedalare. Vai qua, bravissimi, buono. Eccola qua la tipificazione, eccola qua, questa qua. Madonna, cosa ha fatto il portiere? Il portiere è uscito alla grande proprio. Complimenti al portierone del Reading. Alla Neuer proprio. Il Cume sta veramente creando il mondo. Ciao! Ciao signori, altro assist. 3-0, signori, il calcio è lo sport vero del mondo. E se gioca il Cume, ancora di più. Ciao Matteo. Ciao Ale, Pip, Loop. Ciao Alessio, ciao Alessandro, ciao a tutti. Scusate fiori che non è facile, sono sempre al telefono, non è facile salutare perché si è proprio scritto in piccolissimo. Vai, comunque il prossimo live sarà giovedì, ma solo fare sto stronzo di video. Mamma come stiamo giocando bene. Questo è il Leeds che voglio. Attenzione, se uno sia fuori gioco, però è un po' lunga. Bravo qua, Federici, il buon Federici. Sì, sono il capitano, ragazzi. Sono il capitano a 18 anni, fiori, dopo le stagioni al Venezia, che chiaramente sono romanzate veneziane, ruba la palla, eccolo qua il bomber di razza purissima. Qua ha provato una cosa un po' difficile, ha fatto un po' lo sborone, ma il Cume si gira in aria il suo pane! Peccato. Cioè, che in realtà, ragazzi, fuori dall'area devo ammetterlo che, insomma, ho i miei limiti, probabilmente non so dei quali registrare, nel senso, comunque sono proprio classici, dopo in area mi trasformo, fiori.
No, è là che arriva il bomber. Fuori dall'area non è per niente il mio pane. Però in area, ragazzi, in tutti i modi l'importante è segnare. Veneziano, ancora un assist sontuoso, signori, il come sta facendo cose veramente devastanti dopo il coglione fa un passaggio così. Non ha parole. Ciao Peppe. La Master col Palermo devo caricare la Supercoppa italiana a breve, ce l'ho già registrata, quindi c'è già il risultato. Quindi la devo caricare a breve. Finisce qua ragazzi un 3-0 sontuoso, 2 assist, un gol, signori. Il Cume è tornato, anzi non se n'è mai andato. Buono, buono, bravi ragazzi, l'Elan Road esplode. Eccolo qua lo striscione subito, Cume, come te non c'è nessuno. Ciao Luca Tistarelli. È vero, il reading non sarà facile, ovvio, è vero, invece 8 preso, solo 8 preso. Individuali. Un gol segnato e 2 assist, e godo. E godo. No, no, la d'amico non la trovo, sta sulle balle la d'amico. No, non l'ho provato. Ma hai visto una vittoria, siamo già quarti, è pazzesca sto campionato, è pazzesco sto campionato, è qualcosa che va al di là. Prossima partita, Norwich City Leeds United, Sky Bet Football League. Zoccoletti nel spogliatoio. Ciao Marzio, ciao Peppe, ciao Giuliano, ciao Lorenzo Mattei. Con cosa registri dal PC? Registro con Win, Shadow Play registro. Vediamo se salva perché non mi fido mai. Come the top, grazie Sti. Ha fatto questi col Palermo, sì, ho 2 acquisti, tra cui uno bello, bello cazzuto. Ciao Augusta. Il Norwich è pericoloso, squadra beffarda, estremamente curioso il Norwich. Ciao Riccardo Bellei. Oddio, quanti messaggi. Sei il migliore, grazie. Come sontuoso, grande Fabione. Guarda che grosso che sono. Divisa la cambiamo, però andiamo con quella blu, che risalta il culo del culo. Vai. Ciao Lorenzo Mattei, dai, è rapidino. Chi sei un rapidino non lo so. Vai. Siamo venuti fin qua per vedere trombare il Kumenda. Dai, Fio, cerchiamo di dare. Dobbiamo dare assolutamente continuità. Bellissimo il Kume, cosa sta inventando dopo un minuto di gioco? Palo scandaloso di Antenucci, mamma mia, cosa ha fatto la. Grandissimo Antenucci, ma che assist di Veneziano, signori. Che assist del Kume. Antenucci Veneziano può essere una coppia cattiva, è tipo Folsky Veneziano al Bari. Ma grandissimo, come quando fa così sei da pippe. Eccolo qua, vai ragazzi. Aspetta che entro in area, aspetta che entro in area. Vabbè, peccato. Ciao Anna Sollo, ragazzi non gasatevi, sarà sicuramente il profilo di sua sorella o di qualcun altro, sicuramente non è lei, ragazzi, quindi non cominciate a fare i provoloni, io ve lo dico. Spondone come indiano, niente da fare. Vai Kume. Vai Kume, il Kume, bellissimo, che assist. Sì, no, cosa mi ha preso? Come stiamo giocando? Come stiamo giocando? Devo registrare anche The Sims, comunque. Ciao Michael, ciao Stiger, ti ho salutato. Vai, vai, voglio il gol di testa, voglio il gol davvero bomber, i miei gol, quelli della realtà, quelli che hanno consacrato Veneziano a un ruolo di primordine nella società veneziana. Vedo che di cazzate ne sparo nella mia vita, però, E non ci sarà inutile tutta la stagione. Speriamo di no, Davide, speriamo di no. Attenzione il Kume. Il Kume ormai veramente è una roba devastante, il Kume. Ecco, succede un po' di tutto, un po' di confusione. Stiamo giocando bene, però meritiamo assolutamente la vittoria. Ciao The Right Matte Official. Ciao Luca Monti. Siamo in 50, 50 comendiani, ancora non arriviamo ai 116 di 4-5 mesi fa, però va bene così, Fio, va bene così, a me non ne frega un cazzo, c'è lo zoccolo duro. I veri comendiani che un giorno conoscerò, lo so, che un giorno anche quelli che sono del sud vengono da me in Veneto, me lo sento. Fio. Tutti insieme ci spariamo un pomeriggio insieme. Ma dovete venire non con l'idea di conoscere uno youtubers, perché lo sapete che la parola youtubers a mio parere non esiste, io non mi definisco tale, ma per conoscere il bomber veneziano, quello che fa gol su PES, mamma mia. Mamma mia. Ciao Vincenzo Scicutella, scusami.
Dai, raga, stiamo giocando veramente bene. Qua una sponda purtroppo che non va bene. Mantenucci di cuore. Lante di cuore. Peccato. Vengo io al sud. Io al massimo a Roma, ragazzi. Io al massimo a Roma perché mi arriverò a trovare la fanciulla e ci vediamo là. Se riesco a beccare un Roma Comics, come cazzo si chiamano. Che andrei sempre da solo, porca puttana. Cioè, se vado tipo a Luca, che mi piacerebbe tanto, sono sempre. Cioè, difficilmente posso portare i miei amici perché anche loro lavorano, è difficile. No. Guarda lo schifo. Domino io e scegli sto stronzo. Ma guardalo, anche la faccia da culo proprio, guardalo. Ma vaffanculo. C'è anche il face. Anche la faccia fatta bene, cazzo. Chi sei? Ciao Francesco Castello. Pazzesco, però, è pazzesco. Cioè, il dominio nostro segna il porco. No, non passarmela. Vai, come stai calmo. Noi possiamo recuperare. Noi siamo i fenomeni. Il veneziano di spalla, niente. Però almeno sono partite dinamiche, sempre gol. Dai, sono contento, sono contento. Script comendiano. Noi vogliamo questa vittoria. Intanto un pareggio. Dopo l'Eurogol di prima, porca miseria. Sono proprio un gol da culo ho preso. Stavo dominando azioni su azioni, non arriva sto stronzo. Gol. Tetta, attenzione a Tetta. Adesso fanno la melina. Norwich, classica squadra da bestemmiarli in cecoslovacco proprio. Finisce un primo tempo dominato da noi, ma il Carrow Road vince il Norwich 1-0, rete dello stronzo al 30° minuto. Che lavoro fa impiegato amministrativo, ragazzi. Pippo Nicoletti si sono femmina. Io non penso sinceramente, non lo so. Io ho provato a sentire la Eli, ma niente, non c'è. Quindi l'unica ragazza finora è lei. No, ma Antenucci? Guarda che ha ragione Davide, cazzo. Il gol a Cineteca, sì. Le tipiche bestemmie in cecoslovacco. Oh, questo brutto faro del Cume, che attenzione, guarda i tifosi del Norwich e gli fa un gestaccio, eccolo qua, è arrivato il Cume pazzo. È arrivato The Crazy. Quanti ricordi la Eli? E tutti chiamano la Eli. Tutti chiamano la Eli. Niente, perdere questa vuol dire proprio. Cioè, sprecare la super prestazione del core reading. Cioè, io non capisco perché dobbiamo perderla così 1-0. Primo tempo dominato, adesso dormiamo. Guarda. Sembra che è la prima sconfitta, cazzo. Guarda. Ala Olson, Hooper, gol. Norwich devastante, l'avevamo detto che era una squadra schifosa, così è. Vai. Relax, come relax. Qua provo il lancio lungo che non va purtroppo. Questa sarà la prima sconfitta contro il Norwich, per carità, squadra forte. Ha fatto un bel gol Hooper però, Hooper, chi cacchio era? Faccio fatica a guardare i nomi. Dai, fiori. Ah, non ci siamo. Ciao Antonio. Mamma mia. Come si mettono nel modo grafico è tutto autoinstallante, ragazzi. Andate su PEX Galaxy e trovate tutto. Come lagga. Ragazzi, lagga, ci sono problemi? Niente, questa ho paura che. Partiti bene, ci siamo smontati dopo il palo e la parata su Veneziano. Hooper. Sta giocando molto meglio adesso il Norwich. Ciao Samuel Canova, il moto mondiale chi lo vince? Spero vale, cazzo. E secondo me è il favorito, secondo me. Speriamo.
Niente, partita ormai è andata, ho paura. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua per vedere il porco dominar. Hooper. O'Neal. April O'Neal, siamo sulle tartarughe ninja. April O'Neal. Spondone del cume non ce la fa di testa, però recupera comunque il Liz. No, non passarmela. Very good, very good. Dai che ci distendiamo. Dai che ci distendiamo. Il cume! No, di sinistra, era difficile, ho provato. Non è il mio piede sinistro. Potevo stopparla forse. Ciao Pro. Ciao Pro. Antonio Barca, ti saluto. Peccato, era un sinistro bello, ma veramente difficile. Ciao Pro. Ciao Pro. Cos'è la seconda? Dopo la GoPro c'è la Ciao Pro? Non è il mio piede di chi? Certo che siamo proprio dei pazzi, però. The crazy proprio. Con la GoPro sì, devo solo prenderla, fio. Adesso devo vedere con i budget, però la compro. Ci saranno le sfide, sì, sì, poi voglio fare qualche video anche con la web, e quella è la web, dai, bisogna farli, fio. Bisogna farli per dare un... Ma non ne farò pochi, però per dare quel tocco, insomma. Attenzione veneziano, attenzione del Cume, vuole almeno il gol della bandiera, Liz. Prova il cross, è l'unica. Vabbè, calcio d'angolo. Bel cross comunque. Pedrosa mi è sempre piaciuto, però purtroppo sì, non ha mai vinto il mondiale della classe regina. Questo è un po' pesante. Che brutto. Instagram Cumenda _ veneziano. Profilo Instagram Cumenda _ veneziano. Potete vedere il veneziano nella sua vita reale a trombare con tutti. Cosa ne pensi di Emily? Cosa penso? Che peccato non essere quello che se la stantuffa. Ciao Lorenzo Mattei. Brutto 2-0, vabbè, ci sta, il calcio anche questo non si può vincere sempre, comunque la classifica è cortissima, quindi sono tranquillo. Attenzione Rabo, gol di Rabo, un bel gol. Fio, ha giocato bene qua il Norwich, bei gol anche, a parte il primo forse un po' stupido, ma bei gol. Che ora finisco la live, penso alle 11, 11 qualcosa. Finisce qua, 3-0 pesante, prima sconfitta, ma va bene lo stesso. Gol del porco. Gioco preferito di sto 2015? Non lo so, io sono ancora legato. Il mio gioco preferito è Fly Simulator, tanto. Ciao Dark Fury. Ciao Francesco Agostini. Ciao Antonio 5 Grana. Ciao Super Heroes. Ciao Simone Tommy. Simo Tommy. Quindi dai, questa potevo evitarla. Comunque totale gol fatti questa stagione 9, assist 3, 7-2 di media, ragazzi. 12 partite. Gran stagione. La prossima partita secondo me è contro, non lo so, il Middlesbrough. Altre squadre fastidiose, tutte forti sono comunque in Inghilterra. Ciao Federico Tome. Ciao Tutto Sport. Ciao Peppe Franchino. Ciao Gianluca Coletto. Ciao Riccardo Belfiore. Ciao Alessandro Palmigiani. Oddio. L'anno prossimo sarà meglio FIFA o PES, Davide? Non lo so onestamente, non lo so. Sarà dura, però PES promette bene. Vai. Ciao Gustacraft. Nella vita reale ho segnato pochissimo, questa stagione ho fatto sia 11-12 gol perché mi sono infortunato quasi 5 mesi, quindi non ho mai giocato. Il prossimo anno non so se riusciremo a giocare, a fare la squadra. Quindi mi dedicherò alla corsa, attenzione al veneziano. Mamma mia, cosa ha preso? Cosa? Ha preso il difensore, Fiori. Squadra di penna bianca, ragazzi. Kike. Guarda che culo nei rimpalli, buono, però abbiamo recuperato. Andiamo subito di offensiva, attacchiamoli subito. Kike, è una buona squadra comunque il Middlesbrough. Ancora, ragazzi, questo difensore lo compro, penso che Kingsborough chi è? Ciao Simone, lo presti?
Saluto il Grug. Adesso fai però un po' di concentration, please. Il cui prova a lanciare Antenucci. Niente, Antenucci proprio un fisico da giocatore di bocce, questo lo dobbiamo dire. Il Cume. Ancora il Cume che lancia Antenucci. Ma ragazzi, sto difensore qua è una bestia! Cioè, hashtag difensore Middlesbrough bestia, veramente. Nostri errori! Grande portiere, bella, bella, però dai, bella. Comunque PES è bella, ragazzi, ve lo consiglio, eh. Grande Taylor. Adesso mi è scritto uno su... farei NBA, penso di sì. Fare collaborazioni con youtubers più grandi non è facile perché non vogliono. Vedono uno commenti di 4.000 iscritti e mi mandano a cagare. È così, ragazzi, che funziona. Ciao Ericsson. No, eccolo qua il bug. L'unico vero bug. Dai, cazzo, Liz. Dai, Liz. Vogliamo Liz sontuoso. Per arrivare direttamente dobbiamo arrivare almeno secondi per andare direttamente in Premier. Mamma mia, un macellaio il mio difensore. Questo deve essere quello da 68. Mamma che macellaio. Vai, come ancora per Antenucci. Ti prego, corri, bolso. È un po' bolso, Antenucci. Ecco. Appunto. Passatela al Cume, bravo. Il Cume, prova il tiro! Ciofeca inguardabile. Guarda, ecco, su PES faccio 60 fps fissi, insomma. Non lo so senza V-Sync o cosa quanto arriva, però 60 fissi senza nessun problema. Ci mancherebbe anche altro, cazzo, che PC che ho tra l'Alienware portatile e il fisso, insomma. Vai, Cume. Madonna, il Cume, sontuosissimo che assist. Però in realtà poteva essere un po' migliore. Ragazzi, come si fa a giocare a Gariola insieme? Cioè, fare tipo il nostro server privato. Come si fa? Spiegatemelo perché non mi ha capito. Però non spiegatemelo qua in chat perché non capisco niente. Mandatemi un messaggio privato su Facebook perché sul profilo chi ce l'ha, quello personale. E mi spiegate che ce la spariamo la cosa. Vai come. Però sapete che io gioco di sera, quindi... Antenucci, bravo. Questa era bella, però era difficilissima. Ciao Giuliano, cosa ne pensi della Juve che farà molta più fatica, però è la favorita sicuro. Devo scaricare le mod, che scaricare le mod da Google Chrome mi ha sempre spaventato, c'è sempre paura di virus, robe varie. Ciao Riccardo Belfiore, ciao Simone Membri. Mamma mia. Ciao chi è andato via, non ho visto il nome, cazzo, scusate, mi sono perso. Penso Antonio. Very good. Buono, 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 buono. Buono, come dai? Ma tira sul gambino, però. No, questo è un passaggio da cioccolataio, è anche un po' obeso. Vai, come. Troppo sullo stretto, faccio fatica ancora, sono lentissimo. Ciao Alessandro Cavalli, ciao Marco Zidda. Cosa ne penso del Barca e dell'Inter? Non lo so, però troppo esaltati secondo me. Luis Adriano è un buon giocatore, però io giocherei con Ibra, Bacca e Luis Adriano super riserva di lusso. Anche se Adriano secondo me può fare bene. Dai ragazzi, un solo grido si alzerà. Dai come faccelo vedere la la la. Occhio. Ciao a chi va, saluto tutti quelli che vanno. Io voglio Ibra, Romagnoli e Witzel, ragazzi, lo sapete, vi sto tormentando su questo, voglio tutti e tre. E allora sì che possiamo puntare a qualcosa di grosso. Bravo, come. Ah. Dai ragazzi, però dai ragazzi, dai. Dai. Sì, ci sono infortuni, assolutamente, solo che capitano ogni tanto, però ci sono, sì.
Gabriel, sai che ti sei perso un 3-0 fantastico per noi con un Eurogol di Vilcumendone pauroso. Però ne ho perso anche una 3-0. E un pareggio 1-1 mi sembra. Non ricordo più neanche le partite che ho fatto. Bene. Occhio. Che non riusciamo a trovare un'azione decente. Bello, madonna di petto, ragazzi. Che sponda di petto. Potete passare la mente. Nucci, sì, fa 3 cose belle e 100 brutte, vero? Occhio. Occhio, raga. Esci, portiere, esci. Mamma cosa ha fatto? Meritava il gol, grande. No, non è un cantante preferito, diciamo, allora, come cantante femminile è Mina, per le donne italiane, cioè, se vogliamo mettere, diciamo, Freddie Mercury, ecco, mi hanno levato, però comunque che sono più per i gruppi, quindi Pink Floyd, Genesis, Deep Purple, robe così, insomma. Beatles, tutta la storia comunque. Magaliani dice così perché lo deve dire, spero, se no lo ammazzo. Il mister mi ha levato, speriamo nel golletto, dai, Fieve, prego. Merda. Dai ragazzi, dai. E Antenucci è un po' curioso purtroppo, questo che lo frega. Ciao Flavio. Ciao Mario Pop. Ciao Gugu. Niente, che stavolta non riusciamo a portare a casa la vittoria. Aia, no, la sconfitta però, mamma mia. No, il Napoli, secondo me si è indebolito il Napoli, io la vedo così. Dopo magari mi sbaglio, però non mi convince. Sarri mi piace come allenatore, però Higuain che è scontento, tutte ste robe, non lo so, non mi convince fino in fondo. Dai, crossala, proviamoci! Non ci credo, stavo segnando alla fine, peccato. Ciao Giuseppe Papalo. Come e Sky, certo. Ai ai ai. Oggi è più caldino però, eh? Siamo 11-16 punti. Cominciano un po' a allontanarsi le terze, eh? Attenzione, attenzione. Ipswich Town, l'altra 6, tutte squadre così, sono sempre da fare. Saluta il Maffodoro, ciao Maffodoro. Il Toro come lo vedi? Bene, dai. Ciao Morgan Cozzi. Ciao Oferox. Ciao Ascoli 7. Andiamo subito di pallone. No, secondo canale non ce la faccio, ragazzi. Marco Avo, mandami su Facebook le spiegazioni. Grazie. Ciao Adam Piccinini. Vai. Bisogna tornare alla vittoria, eh. Bisogna tornare subito alla vittoria. Noi alterniamo prestazioni sublimi a sconcertanti battute d'arresto. Oddio, che brutto. Mamma mia, graziato. Graziato qua, graziato dall'arbitro. Ciao Karma Official. Ciao Angela Martorana. Dai come, scatena la tua potenza. Ecco. Ciao Giancarlo Spurio. Che sembra ammazzato Iam qua, Liam, Chiseo. L'ho proprio ucciso. Buono. Oh, finalmente una bella azione. E il cubo entra in aria. Il cubo entra in aria. Non ci credo, me l'ha deviata. Non ci voglio credere. Ciao The Right. Ciao Pavon.
Niente, i calci d'angolo se li battiamo così non finiremo mai però, eh. Attenzione Kume! Davvero bomber! Fuori di niente. Fuori di niente. Ciao Riccardo Salapete. Saluta Ermachi Marchetti. Marchetti. Vai Kume. E niente, non ne va una però, eh. Non ne va mezza, Antenucci, muoviti, muovi quel culo. Dai fiori, dai. Dai, però Ipswich Town si può battere, dai che si può battere. Very good. Stiamo sempre su offensivo. Ciao Andrea. Ciao The Manuel Channel. Ciao Tech Gaming 89. Mamma mia che caro, sono stanchino adesso ragazzi, sono un po' stanco, fiola, sento questo lunedì. Saluto Giulia Grande, ma chi sono queste, le vostre fidanzate? Mamma mia che tiro. Sì, beh, FIFA 16 lo porto, certo. Ciao Enrico Stanic. Ciao Mark Game. Dai raga. Concentration please, concentration. Buon lancio, buon lancio, buon lancio, buon lancio. Qua il progressione del Kume. Ma che tiro? No, Kume sta calmo. Perché sti errori? Cosa fa il Kuma? No, se entrava questa me ne andavo. Cosa ho fatto? Stop di petto. Mamma, cosa stavo facendo? Non ci voglio credere cosa stavo mettendo dentro, mamma mia. Dai, Fiori, andiamo a segnare. Non passarmela così, non così, porca trota. Ciao, Gabriel. Bravo, Kume, bravissimo. Ti prego, segnala. Sì, cazzo, su assist di Veneziano. Però l'Antenucci sarà anche scarso, però ha già messo 3-4 gol, eh. Grande Kume, grande assist. Grazie, Sti. Grazie, Cristiano. Ciao, Alien Ruben. Grande gol, grande gol. Dai, Fiorentenucci comunque c'è, dai, anche se è uno scarpone, però c'è. Veneziano, grande assist del Kume. No. Buono, adesso sì. Il Kume deve ragionarla, qua deve ragionarla. Deve ragionare, l'ha ragionata male. Passala! Il Kume, cosa fa di scivolata, ragazzi? Il Kume sta creando veramente cose strepitose, ma non riesce a segnare, però. Ciao, Big Money. No, no, che errore. Ambrose. Punisce. Come ha punito Ambrose? Ha fatto uscire il portiere sbagliato. Ciao, Bernard Gamer. Ciao, Kevin Delgado. Ciao, Luke. Qua i pallonetti non perdonano, fioi. Cosa hanno fatto i difensori? Ma cosa hanno fatto? Ma perché sprecare il vantaggio così? Wood. Tab. Classico. Proprio un gol di merda ho preso. Prova un lancio. Era anche buono, era. Al Natalie Portman Stadium. Che figa. Ciao Morgan Cozzi. Ciao Wonder Montas. Dai che vinciamo comunque. Qua provo un lancio impossibile.
Fuori. Saluta Argento e Oro. Lorenzo Matteo, per Lorenzo e Matteo devo salutare tutti. Non sbagliarla, Antenucci. Bella, ma non è per me. Bella, ma non è per me. Questa è per me. Il Cume entra in aria. Il Cume! Cosa mi ha preso? Sì, vabbè, però, raga, sfiga, Cosa mi ha preso? Attenzione, Wood. Fuori di poco. Ciao, Next Games Channel, Next Games Channels. L'account più lungo che ho mai visto. Che abbia mai visto. Che stanno questi sonati, sono desfa. Sono proprio desfatto, è un genitale dislessico. Bellissimo questo! Questo è il passaggio geniale! Che il Cume non è ancora lento, ma il Cume spacca tutto! Fuori di niente! Fuori di niente, fuori di niente. Porca puttana. Stavo venendo giù un bel gol. Occhio. Oddio, devo riaggiornare forse. Che miseria. Adesso prendo anche il gol. Ora che il gol. Questo è un Eurogol, signore. Devo riaggiornare. Devo riaggiornare. Oddio, ragazzi, forse ho bisogno del link. Ho bisogno del link 2-0 comunque. Porca miseria. Cioè, se mi puoi inviare Barrett il link per favore della mia sul profilo privato. Mi fate un grosso piacere. No, non serve, ragazzi, non serve. Non serve. Tutto rego. Ragazzi, cominciamo a perderne però, Si allontana la promozione. Il Cume. Beh. Non me fischia. No, signori. Il cupolotto è tornato, eccolo qua. Il cupolotto è realmente tornato. Non ci lascia mai il cupolotto. Dai, come spacca. A 2-1 comunque siamo. Che cazzo dico anch'io. Bellissimo, vai come con la sperante. Non c'è fuori, ma perché? Cristo. Ciao Fabio Piatto. Ma porca miseria, guarda che gol che ho preso. Un pallonetto mostruoso. Ma quanti errori però, cazzo. Meritiamo anche questa. Dai, ma col pareggio. Cazzo, eravamo in vantaggio, eravamo. Veneziano, ottima sponda. Mantenucci no, Mantenucci fa una gran cosa, ho dormito io invece. Non ci ho creduto io. Qua però il Come recupera bene. Il Come recupera ancora, ma di cuore, ma palla loro. Palla loro. Ciao Edoardo Massi. No. Eccola là, fuori. Ciao Joseph Out. Ma con la squadra facile non c'è gusto. Volevo provare a riportare il Leeds in alto. Che è dura, fi. Cross veramente brutto. Lancio veramente brutto. Brutto fallo e mi dà l'espulsione, sicura. Prima espulsione. Prima espulsione per Veneziano. Era un po' nervoso, scusate. Le prossime giovedì sì. Vabbè, espulsione, ragazzi, ero nervoso. Ma guarda che sì, vabbè, tutto male va. Tutto male. Ambrose, un gol di Ambrose.
Baiku. Stefano Longobardi. Il nostro gioco ti dà proprio la voglia di ammazzare tutti. Tutto sport grande. È stato Kent, è stato Clark. Sì, continua la master. Ho già registrato un video, lo porterò a breve. È già caricato. Sempre 21:30, spero 21. Palo! Evviva! Evviva anche il palo. Imagine Dragon, sì, bravi. Mi piacciono. Ciao Michele Zanini. Ragazzi, la prossima è l'ultima partita, nel senso... Devo un po' riposarmi dopo la giornatona di oggi. Siamo andati male, siamo andati. Continente per gli WA non lo so perché con 16 punti, 20 qua, già meno 8 siamo. Già, meno 8. Brutto momento, sì. Blackpool. Contro il Blackpool, ragazzi, non gioco, chiaramente, perché sono squalificato. Dai, vinciamola, cazzo. Vinciamo 1-0, sì, Dio c'è. E vai, 19 punti, torniamo in corsa. 1-0, streaming zitto. Più grande Francesco. Contro il Bournemouth. Ecco, questa è una squadra che conosco anche poco, onestamente, quindi vorrei batterla. Dai, chiudiamo con una vittoria, fioi. Diluvio, ragazzi, diluvio puro. Vai. E andiamo con la maglia che ci ha portato tanta fortuna all'inizio, la Yellow Jersey. Vai. Colpa di Antenucci quel parco. Vai, ragazzi. Andiamo e andiamo a vincere adesso. Il Cube c'è. Dai che andiamo a vincere. Dai che andiamo a vincere. Dai che andiamo a vincerla. E subito il Cume con la maglia gialla scatenato. Con la maglia gialla scatenato! Mamma mia. Devo andare anche un po' avanti, dai. Tipica maglia gialla come indiana. La nostra maglia, la nostra maglia. Un altro recupero. Va bene, che se l'ho persa pazienza, ma il Cume dimostra di esserci. Dai, fioi, dai. Avete ragione, cazzo. No, che fail, avete proprio ragione. Epic fail, scusate, ragazzi. È una squadra da non sottovalutare. Chiudiamo in bellezza questo live, sono stanco, cioè sei veramente stanco, vi chiedo perdono, questo è il bello e il brutto delle live, che dopo arrivi a un punto che sei, dopo una giornata di lavoro, sbregato. Non stanchiamoci troppo, dai, pressiamoli, pressiamoli. Dai, fioi, dai. Ricordo sempre profilo Instagram @veneziano, fioi, potete seguirmi dal vivo. Tutta la Champions League su Instagram veneziano. Oddio, ragazzi, sono matto, sono pazzo, crazy come. Buono, ok. Buon stop e andiamo. Con calma andiamo in porta. Un solo grido, un solo allarme. Tutto il mondo in fiamme, tranne le izzole. Bella, proprio fa anche rima. No, questo è un passaggio da cioccolataio, eh. Ma il come la recupera, arca miseria. Lavora la Ricci Casa, cos'è la Ricci Casa? Dai, dobbiamo fare la seconda vittoria consecutiva, dai raga. Vai, offensivi. Questi proprio giocano, madonna che fastidiosi. Vai, portiere. Bravo. Ah, 28esimo. Venuto partita di una collosità inaudita. Ma cos'è sta roba? Mamma, non è che l'abbiamo persa. Buono, unico binario possibile, il Cume lo sfrutta. Il Cume... Ah, non arriva la palla, non arriva, non arriva. Guarda cosa mi fa il difensore, ha beffato due giocatori miei. Sei mai stato a Londra? Purtroppo no.
Yes. Buono, vai Antenucci, che sei statico. Ma non sei male, no! Porca miseria. Quando finisce la live questa è l'ultima partita, ragazzi. Sì, piove. Sta piovendo in questa partita beffarda. Oh, un solo grido si alzerà, il cumen d'acqua, il cumen da là, il cumen da lassù. Bello questo, un bel passaggio. Dai, però, fioi. Giocano per il pareggio questi, 0-0. Come domani quanti video? Domani ci sarà un video di MotoGP importante dove spiegherò il mio problema. Ultimo sforzo, Gokume. Dai, fioi. 45 minuti per tentare la vittoria. Fuori gioco. Offside. Tra MotoGP e Formula 1 cosa preferisco? A Formula 1. Cioè, nella realtà, come gioco, cioè, Formula 1 mi ha un po' deluso, sono sincero. No, ste robe, ma dai, però, ma dai. Ciao, Suplex. Ti hanno mai arrestato? No, per adesso no. Vai, Cube. No. E il Cume la prende di un cuore grande come il culo della Bindi. E dopo fa questo passaggio a Antenucci, non ci credo. Antenucci rovina tutto. Il classico porco. Antenucci. Brutto passaggio questo, Cume. Attenzione, questo deve essere gol a tutti i costi. Sì! E in aria segna sempre lui. Io sto qui. È il Cume veneziano. Spara alla porta, sono imbattibile anche in realtà. Ecco, aspetta un attimo, fai pausa perché mi sono perso un attimo. Ecco, volevo esserci adesso. Guardate qualche messaggio, vediamo se non ho perso la... Ecco, sta... Aspetta, devo un attimo riavviare, ragazzi, vi chiedo perdono, metto pausa così non sprechiamo energie. Mando anche un attimo un messaggio alla ragazza, se no mi ammazza. Eccoci qua, tutte cose tipiche comendiane. Allora, scusate un attimo. Dai, YouTube. Il bello della diretta, ho 16% di batteria, cazzo. Allora. Iscrizioni. Ercume. Siamo tornati. Ok. Buono. Ok, vai. Ah, Anibus, è vero. Dov'è Anibus? Grande gol comunque. Dai, fioi. Andiamo a vincerla. Questa è fondamentale, vincerla. È fondamentale. Stiamo su difensivo, voglio la seconda consecutiva. Attenzione. Attenzione al Cume. Attenzione al Cume. No, ho sbagliato io, scusate. Non l'ho incrociata. No, però qualcuno mi sta chiamando. No, Alessio, ti prego. Il buon di Amstyle, ti prego non farmi questo, perché sennò mi mandi in confusione. Mi mandi veramente in confusione, grazie. Grazie Amstyle, sei sempre un idolo. Quello che vi chiedo sempre è che sul profilo privato, io sapete che non ho problemi, però non mandatemi troppi messaggi, perché sennò mi intasate il cellulare, che è quello che uso anche per lavoro, per tutto, quindi vi prego. Anche perché se mi avete rimesso in... Amstyle mi ha rimesso in pappa la chat, devo riaggiornarla. Attenzione veneziano, attenzione al Cume, vuole riscattarsi dopo l'errore, il Cume la incrocia di sinistra, fuori di niente. Guarda che devo rimettere la chat. Ok, si devo piazzare, hai ragione. Ok, buono.
Ok, a posto. E il come la recupera la maglia gialla porta fortuna comunque, eh. La maglia gialla porta fortuna. Adesso vedi, perdo 3-1. Peccato, quel tiro di sinistra poteva entrare invece, secondo me. Attenzione, come prova la sponda per Antenucci. Non era male, ma non basta. Qui bisogna vincere a tutti i costi. Ciao, Games. Vai, come recupera la bravo, bravo, bravo. 84esimo. Si deve salutare con la vittoria, sì ragazzi, voglio salutare con la vittoria. Questo è un po' lungo, un po' lungo, un po' lungo, un po' lungo, sì. Purtroppo è lunga. Quanti messaggi che mi stanno arrivando in privato. Vi prego, fiori, se no mi interessate tutto e non scoppio a usare la chat. No! Mamma mia, cosa ho rischiato. Dai che è finita, dai che è finita. Grazie ragazzi per i complimenti, siete fenomenali. Buono, buono. Abbiamo una media di 50-55 per spettatori, ne avevamo 100 e passa, però vabbè, 1-0 e si gode. Dai che stiamo tornando, dai che stiamo tornando. E che sboro, bravo Alvise. Alvise. Che sboro, fiori. Siamo a 22 punti, beh dai, più 3, meno 3. Si domina ragazzi, andiamo a salvare, fiori, e buonanotte ai figli maschi. Grazie Francesco, grazie a tutti, fiori. Domani in MotoGP è il video dove spiego quando vado a fare i live nel tipico inglese. Salva. Salviamo tutto. Ragazzi, sogni d'oro, buonanotte, fate i bravi, non trombate troppo. E niente, vado proprio perché sono cotto. Sono cotto. Saluto tutti. Ciao. Ciao ragazzi, ci vediamo domani con i video e giovedì con la live, spero alle 21. Sempre chiaramente su PES, perché intanto stiamo su PES. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao ragazzi!